In occasione della Festa dell'Europa che si è svolta ad Adria, i ragazzi che hanno partecipato al progetto Io Giovane Volontario all'Europa hanno animato la prima parte della giornata che si è svolta presso l'Auditorium Saccenti. Guidati dall'assessore Marinella Mantovani, i giovani hanno raccontato la loro esperienza di volontariato che li ha prima portati a partecipare al concorso potendo scegliere volontariamente e poi a partecipare sempre nell'ambito del medesimo progetto ad un viaggio studio a Bruxelles dove hanno avuto modo di conoscere il funzionamento dell'Europarlamento, ma anche visitare la sede della Regione Veneto. A portare i saluti anche il preside del liceo Bocchi Antonio Lodo ed il commissario di Adria Carmine Fruncillo. I giovani volontari hanno messo in scena un vero e proprio talk show con domande e risposte sulle esperienze di volontariato e successivamente hanno illustrato il funzionamento delle istituzioni europee. Nella seconda parte della mattinata i docenti degli istituti hanno descritto i progetti in atto a livello europeo nell'ambito della rete Euradiponet, nata nel 2005 con lo scopo di operare come centro di informazione, documentazione e laboratorio di progettazione europea. Tale iniziativa scaturisce dalla positiva esperienza acquisita nel corso del triennio 2002-2004 a seguito del progetto finanziato dalla Regione Veneto, assessorato alla pubblica istruzione ed identità veneta, denominato Rete Europea delle Scuole Venete. Tra questi progetti anche un corso di fotografia, a cui è seguito un concorso fotografico. Lunedì mattina sono stati premiati i vincitori di questo concorso. Il primo premio è andato a Stefania Velandro.